Buongiorno da Padova, come dicevate qui si tengono per la seconda volta gli stati generali sulle malattie rare e quest'anno in presenza nell'aula magna di questo Ateneo, un momento di confronto che conferma questa città come punto di riferimento internazionale nello studio di queste patologie. Noi siamo con il professor Giorgio Perilongo, coordinatore del Dipartimento Malattie Rare dell'azienda ospedale Università di Padova. 2 giorni di confronto molto importanti, professore. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, 2 giorni in cui ci aggiorneremo su quelle che sono le norme della legge. È stata da poco attivata una legge quadro sulle malattie rare grazie alla relatrice, l'onorevole Bologna. Poi affronteremo i problemi della formazione, come preparare la nuova generazione di personale sanitario capace di gestire le sfide poste ai malati rari. E poi affronteremo il tema della proiezione in Europa, in cui le ERNC, le malattie rare, ci stanno lanciando, e infine ci sarà un fuoco sulla ricerca, e in particolare sul problema di accelerare quello che è il portato della ricerca di laboratorio al letto del paziente. Lei ha detto durante il suo intervento che le malattie rare sono il paradigma di come sarà trattata la medicina nel futuro. Malattie rare per gran parte vuol dire complessità. Vuol dire capacità di integrare dati, saperi, conoscenze e professionalità. Vuol dire digitalizzare la sanità, e queste sono le direzioni in cui sta andando la medicina del presente e certamente andrà la medicina del futuro. E in questo senso veramente le malattie rare sono paradigmatiche di quello che avverrà nei prossimi anni. Ecco, lo ricordiamo, 2 giorni di eventi ospitati anche all'Orto Botanico di Padova. Per il momento è tutto, linea a voi. Grazie. E noi vediamo